studiare poi gli altri 5 anni. Cari telespettatori, buonasera. Abbiamo la sigla continua, ben arrivati con noi. Riprendiamo da quest'oggi, come vi avevo preannunciato, le nostre dirette del martedì sera. Lo facciamo da uno studio nuovo con i nostri ospiti che magari già conoscete, immaginiamo, e ve li presento subito. Ben arrivato, ben ritornato Stefano Valdegamberi, consigliere regionale. Buonasera a tutti. Ben arrivato Nereo Tiso, consigliere comunale Padova. Buonasera. Giuseppe Sbalchiero, presidente Confartigianato del Veneto. Buonasera a tutti. E Massimo Zanon, presidente Confcommercio. Ben arrivato anche a lei Veneto. Buonasera a tutti. Allora, il tema di quest'oggi, il titolo un po' così può essere allarmante, ma in realtà come sempre vuole essere provocatorio: sfiducia a tutto campo. Perché? Perché tanti sono tornati dalle ferie e si parlava di una fiducia nel sistema economico, stiamo parlando, non politico, politicamente poi vedremo i risvolti. Un po' di fiducia, gli imprenditori forse vedevano un po' di luce in questo enorme, lunghissimo tunnel, qualcosa poteva riprendersi forse, ed effettivamente un po' l'economia dava segni di ripresa in virtù di un export che comunque dava dei segni positivi, in virtù di una serie di parametri che erano stati presi in considerazione. Tanto è vero che persino il settore dell'edilizia, vuoi per gli artigiani, vuoi per tutto l'indotto che si muoveva del commercio e per gli edili in senso stretto, incominciava a piangere di meno, insomma a vedere delle possibilità. Il problema è stato che a un certo punto, con il discorso, sarà stato l'aumento dell'IVA, sarà stata una serie di situazioni critiche a livello politico su cui i media hanno puntato tantissimo l'attenzione, un governo che rischiava di crollare, l'Europa non ci ha più visto così bene, fatto sta che tutto si è rallentato e sembra essere addirittura crollato. Il Fondo Monetario Internazionale non ci vede poi così bene, abbiamo dei dati che destano effettivamente delle preoccupazioni, le categorie produttive, poi le sentiremo direttamente dalla Confcommercio, alla Confartigianato, agli imprenditori eccetera, non sorridono più di tanto e dicono bisogna prendere delle azioni forti. L'IVA è stata aumentata, non andiamo adesso a toccare anche l'IMU e soprattutto lavoriamo seriamente sul cuneo fiscale. Ma cosa deve essere fatto e soprattutto poi la politica che cosa realmente può essere in grado di fare? Sembra che la pazienza degli italiani possa essere infinita. Lo sa bene chi ci governa, è stato condotto anche uno studio molto interessante che peraltro ho letto perché era veramente piacevole scoprire certe indagini e di fatto si sa che nelle banche ci sono dei capitali veri e propri, quindi ci sono tantissimi risparmi degli italiani e quindi finché l'italiano ha dei risparmi in banca non si capovolgerà mai nulla e su questo ci lavorano o non ci lavorano gli addetti ai cosiddetti lavori. Detto questo, incominciamo quindi a parlarne insieme. Prima vediamo il nostro contributo, seguiamolo attentamente perché ci deve un po' far riflettere se è realistico oppure no e poi lo sentiremo dai nostri ospiti. Vediamolo insieme. Con Nuovo Cinema Paradiso mentre usciva l'ultimo film di Fellini, La voce della luna. Un operaio guadagnava circa 1 milione, un litro di super costava 1.400 lire e un caffè stava sotto le 1.000. Sul crollo del potere d'acquisto degli italiani ci sono milioni di analisi, libri, studi, compresi quelli come quello dell'Istat che ormai ti rispediscono indietro alle calende che per dare il senso della decrescita obiettivamente più infelice che il contrario dicono che per ritrovare una situazione simile bisogna ritornare appunto all'anno che fu, in questo caso il 1990. Oggi il potere d'acquisto si è ridotto del 4,7%, la propensione al risparmio è all'8,4%, cioè 8,40 euro ogni 100, il reddito è sceso del 2%. Abbiamo perso fiducia, ma anche il materasso si è ridotto a quella proverbiale attitudine a mettere via qualcosa, sempre. Il 1990 è l'inizio della serie storica, origine del calcolo statistico, per cui non è detto che prima non sia successo qualcosa di peggio o di meglio, ma si andrebbe alle calende, comunque lontanissimi, e una recessione che ti riporta indietro le lancette di 23 anni è già sufficiente. Ma si stava così male nel 1990 da aver così paura di ritornarci? Il ragionamento, se si resta all'economia, non può dimenticare che vennero costruite le basi dell'euro, poi poco dopo ci fu un attacco alla lira che provocò non pochi malesseri ai nostri patrimoni, anche nel senso più ampio possibile, girandole di governi, discese in campo, e quindi la domanda insiste: ma si stava così male nel 1990? Gli analisti dicono che al momento usiamo meno l'auto, controlliamo quanto consumiamo anche se non ce ne sarebbe sempre bisogno, siamo psicologicamente portati a spendere meno per tutto e questo si traduce in una stangata
stangata silente e invisibile da 1.600 euro per una famiglia di 3 persone. Possiamo cioè permetterci lo stesso tenore di vita che avevamo nel 1990, 23 anni, azzerati. Tornare al 1990 non significa avere solo quello che si aveva allora. Adesso per esempio la casa ce l'hanno quasi tutti, nel 1990 molti di meno. Però significa semplicemente essere tornati indietro, anzi peggio, non essere proprio capaci di andare avanti. Una condanna fin troppo chiara, anche senza la statistica. Dal 2014 i lavoratori avranno più soldi in tasca. Dice... Allora, detto questo, intanto prima di andare al 2014 restiamo fermi, guardiamo indietro. Massimo Zanon, io incomincerei proprio con lei. Ci sono delle parole forti, da un lato la perdita della fiducia, e lei questo me lo potrà avvalorare oppure dire no, effettivamente la fiducia c'è qualche speranza e noi confidiamo molto. Però la stangata silente, ovvero stiamo retrocedendo ineluttabilmente, cioè perdere 23 anni non è uno scherzo per l'economia, per carità ci sono gli iPad che non c'erano, però di fatto stiamo tornando a dei livelli paurosi, anche se comunque rispetto al 1990, a questo punto che dicevo prima, ci sono italiani che hanno ancora soldi in banca, per cui tutto sommato non si sta così male come si stava allora. Che cosa dice al riguardo? Poi sentiamo appunto chi rappresenta le imprese e la politica. Ci sono due spunti che mi viene facile prendere da questo servizio. Il primo, che si parla di statistica. La statistica è un modo moderno, modernissimo, efficace per far capire anche alle persone meno attente alcuni fenomeni, però attenzione che c'è sempre chi sta bene e chi all'interno della statistica in realtà non corrisponde. Per cui alla fine il grande problema è tutti quei stipendi che oggi non ci sono più, mentre prima erano abituati ad avere perlomeno un sostentamento, mancano veramente sia alle persone, sia alle famiglie, sia a quello che è la possibilità di spesa. Poi c'è l'altro aspetto che mi fa dire queste considerazioni. Andando indietro al 90, cerchiamo di saltare quelle che sono le solite diatribe che vengono portate tutti i giorni. È colpa di uno, è colpa dell'altro, è colpa di quest'altro. No, ma noi non vogliamo darle colpe, ma non lo dico a lei, lo dico quello che è la discussione. La verità è che il cittadino oggi, ben sapendo che gli anni delle cucagne o dei momenti felici dove in questo paese si poteva vivere con l'inflazione che dopo la venuta dell'euro è cambiata completamente rispetto alle altre monete e alla competizione con i paesi vicini, oggi bisogna ritornare coi piedi per terra. E non è ammissibile che chi ci amministra, lo sto dicendo in ogni occasione quando vengo intervistato sull'argomento, che ci siano 3 governi con composizioni diverse, che alla fine non siano mai riusciti a far capire come si fa a calare il debito, perché poi il discorso è un discorso così semplice e banale che fa arrabbiare anche le persone più moderate. Come si fa dopo 3 anni di sacrifici, di perdita di posti di lavoro, di tutto quello che serve per cercare di essere un paese meno allegorico e alla fine però il debito continua ad aumentare? Se non si taglia sul debito, ogni azione che si fa è un palliativo che poi un mese prima o un mese dopo deve essere ancora rafforzata con ancora tasse e ancora costi. Io me lo sono scritto, come si fa a tagliare il debito, a farlo diminuire, perché dopo sentiremo delle opinioni nel limite possibile. Beh, lei è comunque consigliere in un comune, quindi questo senza dubbio l'avete vagliato più volte, in regione come consigliere regionale assolutamente, poi esperienza di assessore. E invece per gli artigiani che cosa? Cioè, si è ravvisata una fiducia crescente, c'è stato un segnale interessante, è successo qualcosa nel frattempo con questa crisi politica che abbiamo vissuto tutti? Beh, io non andrei al 90, mi fermerei al 2000, perché al 2000 i nostri collaboratori con 2 milioni al mese vivevano bene. Ma sì, questo è vero. Di fatto. Oggi con 1.200-1.300 euro non arrivi a fine mese. E già questo la dice lunga. No, ma perché il 90 è stata la grande crisi, per cui è stata... Certo, ma voglio dire, vediamo anche questi ultimi anni e già ci rendiamo conto di come stanno le cose. E la cosa interessante per noi è che l'ultimo rapporto che abbiamo fatto sull'edilizia ci dava qualche segnale positivo. Cos'è che è cambiato da allora? La fiducia era l'aspetto positivo. Esattamente. C'era un segnale non più o meno di stabilità e questo valeva anche su molti altri settori. Qual è la cosa che ha fatto scattare questo meccanismo di perdita completa di fiducia? Beh, innanzitutto vedere i buffoni in Parlamento e al governo.
perché di questo si tratta. Secondo, e ha fatto bene ricordarlo Massimo Zanon, da Monti in poi si continua a parlare di tagli, di spending review. Ma chi la deve fare la spending review? Vabbè, i soliti cittadini. Noi? Questo è dato cioè, se dobbiamo farla noi, un dato di fatto. La stiamo già facendo. E chi la deve fare che non la fa? Parlamento e governo, perché io non do tutta la responsabilità al governo, do buona parte della responsabilità a questo Parlamento che ha un solo interesse: salvare il suo posto e salvare i privilegi che loro e i loro gruppi hanno. Soprattutto se pensiamo che non è sufficiente continuare a insistere sui tagli che lo Stato centrale, che le regioni, che le province, che i comuni. I comuni sono già bloccati con il patto di stabilità, la maggior parte dei comuni piccoli. Gli altri forse hanno, quelli maggiori, qualche disponibilità in più, ma visto che i trasferimenti dello Stato non ci sono, e se questa è la spending review, è meglio spararsi. Assolutamente. Perché le imposte sono notevolmente aumentate negli ultimi anni. La conseguenza non è stata che quello che è entrato in più è andato per ridurre la spesa pubblica, è andato a sperpero vero e proprio per sanare i buchetti che continuano ancora a essere creati. Allora, fin tanto che non ci sarà una forte azione da parte di governo e Parlamento nel ridurre la spesa pubblica, e ridurre la spesa pubblica significa anche poter rilanciare un po' di economia, è chiaro che la fiducia non può esserci. Quindi c'è stato un passo indietro sostanzialmente, siamo tornati indietro, nell'arco di qualche giorno c'è stato un arretramento. C'è un dato di fatto, l'aumento dell'IVA è avvenuto. Sì, ma infatti e su questo è incontestabile. Secondo, che si mettano a discutere di pagare la prima rata dell'ICI, dell'IMU e di quant'altro, basta. Abbiamo già capito. Abbiamo già dato. Infatti. Stefano Valdegamberi, ma allora, questo benedetto cuneo fiscale, questo debito dello Stato, è mai possibile in qualche modo effettivamente giocarci, ridurlo? O siamo sempre a dover, perché veramente sembra una presa in giro. Io continuo a dibattere, come si fa ad avere fiducia in chi ci governa? È chiaro se che di fatto... non si riduce con la filosofia, neanche con i sogni, neanche vendendo false illusioni, si riduce con azioni concrete e con scelte forti, che devono essere spiegate ai cittadini, ma più che ai cittadini devono riguardare soprattutto, come è stato detto, chi governa e chi amministra questo Paese, perché i sacrifici devono partire dalla testa, perché allora si è credibili anche per il popolo. Ecco, ma oggi, non lo si fa mai, oggi purtroppo oggi la spesa pubblica aumenta perché le strutture che generano spesa pubblica, spesso improduttiva, anzi la maggior parte improduttiva, non vengono toccate. Esatto. Noi abbiamo, a partire dal vertice, abbiamo un Quirinale in Italia che costa più di Buckingham Palace, della regina Elisabetta, della reggia della regina Elisabetta e dell'Eliseo messi insieme. Ma è impossibile. Allora, dico il capo dello Stato perché siamo il vertice, è il padre di famiglia, è quello che dovrebbe dare l'esempio. Perché la reggia del Quirinale deve costare più di Buckingham Palace sommato all'Eliseo, dove in Francia sappiamo che c'è una repubblica presidenziale e quindi sono 80 milioni di euro il costo, mentre in Italia è 150? Perché i dipendenti sono più di 2 volte tanto? C'è queste cose qua, almeno un piano di rientro, una prospettiva di riduzione ci deve essere, non diciamo sempre salvaguardiamo le istituzioni, ma chi paga le istituzioni? Con quali soldi? No, allora si chiede un vero re, di solito deve essere il capo, quello che dà l'esempio, deve dare l'esempio per primo e poi chiedere al popolo di seguirlo. Però i cittadini... Questo vale ma questo a cascata per tutti. Oggi abbiamo troppe strutture, troppi apparati fini a se stessi che servono solo per alimentare, non danno servizi, non danno benefici alla collettività, vengo più vicino a noi. Io stamattina in Regione Veneto stavamo discutendo in prima commissione su un disegno di legge per abolire un po' di enti di partecipate e controllate regionali. Io con grande
con grande entusiasmo, ho dato il mio senso, ma sono le prime timide risposte, ma finora non è ancora legge, speriamo che diventi legge. Ma quando 2 anni fa dovevamo, per esempio, nel nostro piccolo Regione Veneto togliere le comunità montane, e parlo da uno che vive in montagna, che sa bene cosa sono e che è stato vicepresidente della comunità montana, quindi so cosa fanno, e sono enti che oggi sono superati, non hanno più ragione di esistere. Da qualche parte dobbiamo cominciare a ridurre. E cosa è successo quando avete toccato quell'argomento? C'è stato un blitz ferragostano dove si sono trovati assieme attorno a un tavolo PDL, Lega e PD, i principali partiti politici, si sono messi assieme e hanno deciso che le comunità montane improvvisamente sono l'ente più indispensabile di questo mondo, e hanno fatto in fretta e in furia una legge, nel giro di un mese hanno obbligato a votare una legge, solo 7 voti contrari, tra quali il mio, che trasforma il nome di comunità montana in Unione dei Comuni Montani, per dire abbiamo abolito le comunità montane, e abbiamo cambiato semplicemente nome, la sostanza non cambia, ma questo è solo un granello, un piccolo anello per dire come funziona il sistema. Il sistema ha difficoltà ad rigenerarsi, ad riformarsi, perché occorre avere coraggio, perché anch'io ho degli amici che sono dipendenti dalla comunità montana, anch'io ho degli amici amministratori che magari hanno una poltrona, ma dobbiamo guardare l'interesse collettivo superiore, dobbiamo superare i particolarismi, non dobbiamo essere ostaggi del consenso immediato. La politica, come dicevano i grandi statisti del passato, dovrebbe guardare l'interesse delle future generazioni e non fermarsi semplicemente alla bottega delle elezioni del giorno dopo. Assolutamente, ma è mai possibile questo? Cioè, a me letteralmente spaventa, perché a tutti spaventa, perché e credo gli imprenditori che operano nei vari settori ancora di più. È mai possibile che mettere mano a certi interessi particolaristici sia impossibile in Italia? Cioè, io capisco che fosse un paese del terzo mondo, perché sappiamo, in una dittatura, cioè, ma in un paese democratico, noi raccontandolo all'estero facciamo ridere, cioè, sembra impossibile. Ma noi quando siamo all'estero naturalmente cerchiamo sempre di denigrare il nostro paese perché gli altri funzionano meglio, sempre così, no? Se andiamo in Germania, in Francia, se andiamo poi negli Stati Uniti, visto quello che sta succedendo, no? Visto che non votano la legge di sforamento del debito, 800.000 persone sono a casa. Però questa è una decisione che hanno preso, però bisognerà vedere cosa succederà poi al Congresso, ma questa non è casa nostra. Vorrei partire dal 1990 e dire 2 cose solamente. Nel 1990 naturalmente siamo a 23 anni, è nato mio figlio, ma quindi questo è un dettaglio, ma sono successe 3 guerre, voglio dire, nel mondo, 1991, 1994 e 2000. E 2001, questo non è che sia un dettaglio all'interno del mondo, no? Questa è una situazione che ha creato anche, è una situazione pesante anche per l'Italia stessa, perché noi ci abbiamo partecipato. Questo prima questione. La seconda questione, la situazione attuale che ha una derivazione pesante dal 2008, sappiamo, con i derivati eccetera. È stato aumentato l'IVA, credo che tutti abbiano letto, tra l'altro l'introito dell'IVA è ridotto del 1,7%, la tassazione proprio oggi è 44% circa, lo spread si è ridotto e quindi sono ridotto il 7% degli interessi, anche questo bisogna dirlo, perché alla fine 2 anni e mezzo fa lo spread era a 520 punti, adesso è 250 circa, è ridotto il 7%. Allora la situazione è complicata. L'hanno detto loro, insomma l'avete detto voi, non lo dico io. La situazione è complessissima perché i commercianti sicuramente sono in difficoltà. Quando parliamo della grande distribuzione, parliamo della piccola bottega e parliamo anche di chi sopravvive. Ma perché il consumo interno che non si muove più? Il consumo interno, i consumi si sono ridotti, i consumi, perché non solo perché c'è il risparmio, ma perché noi abbiamo tra l'altro il 40% di giovani che non lavora, questi non consumano. Questi non consumano, questi vivono sulle spalle dei genitori molto spesso e non lavorano. Dopo, devo dire anche un'altra cosa, la situazione dei comuni, no? Che sappiamo tutti che sono stati versati queste parti di briciole, insomma, per riuscire a pagare le imprese che hanno lavorato per i comuni. Sono riuscite, le abbiamo pagate qualcosa, sì, però alla fine la stretta è pesante, cioè noi come comuni facciamo fatica, anche perché adesso tra l'altro abbiamo l'IMU che non è entrata al mese di giugno, il trasferimento è ancora lì, no, sono bilancio, ma è un buco del bilancio per il momento. Ci sarà il trasferimento? Presumiamo di sì, lo speriamo, insomma, perché sennò sarebbe veramente drammatico. Ma se voi ottenete il trasferimento vuol dire che i cittadini devono pagarla.
io capisco la cosa, però attenzione perché immobilizziamo. È il rischio default, cioè vuol dire che se non riusciamo a pagare gli stipendi... ma questo, ecco, ma io fermo là, guarda, dopo andiamo subito in pubblicità, io le faccio questa provocazione, poi ritorniamo. Ma è mai possibile che nel comune di Padova ci siano dirigenti che tutti sappiamo prendono sui 70-80 mila euro, sono stati pubblicati, hanno avuto anche un aumento? È possibile portare questi dirigenti con una legge a prendere una cifra dignitosa ma molto minore di questa? È mai possibile lasciare a casa delle persone, sembra è spiacevole dirlo, in un momento di difficoltà, piuttosto che andare a toccare un IMU a cittadini che veramente non ce la fanno, come ci arrivano i messaggi, le telefonate, ci arrivano mail, hanno perso il lavoro, chiedono un'occupazione anche qui. La stessa nostra televisione vive difficoltà come tutte le televisioni locali perché non ha possibilità di sopravvivere normalmente, eppure c'è gente che lavora. Allora io dico questo, è mai possibile che persone prendano 80-70 mila euro e ricevono anche un'integrazione, un premio produttività? Non racconto niente perché c'è scritto su tutti i giornali. Ecco questo, no, ci rifletto un attimo perché giustamente è una provocazione a freddo. Andiamo in pubblicità e torniamo tra poco. No, ci rifletto bene, insomma, conosco bene la situazione.